God Save the Wine, siamo a Roma, a Piazza di Spagna, ma sopra Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, guardiamo la capitale, siamo qui con Gabriele a portare il Barolo a Roma, che non è che a Roma non lo conoscano, ma magari conoscono meno Arnaldo Rivera, sia come nome che come azienda. C'è un problema oggi, che magari è vero che questi ragazzi generazione Z sono giovani, però è vero che sembra che il vino sia meno affascinante, quindi quali sono le storie che si possono raccontare per affascinare il mondo dei più giovani al vino, soprattutto un vino importante come il Barolo? Grazie, buonasera a tutti intanto e buona degustazione. Siamo sicuramente su una piazza importante, siamo a Roma, siamo nella capitale e oserei dire anche nella capitale del vino italiano. Qui si beve tutto, si beve di tutto, girano le grandi bottiglie e sicuramente non è semplice emergere, non è semplice arrivare al consumatore finale con un messaggio forte. Noi questo lo vogliamo fare incontrando tanti appassionati come questa sera, lavorando su eventi di alto profilo e sicuramente non facendo distinzione tra consumatori âgés o con cultura importante e nuovi consumatori che si affacciano alle porte dei grandi vini. Noi pensiamo che oggi ci sia tanta cultura e tantissima accessibilità ai contenuti e all'approfondimento. Arnaldo Rivera rappresenta oggi un caleidoscopio di vigneti, di cru storici del Barolo unico. Volendo usare, scusa non ti volevo interrompere, ma ecco questo concetto che per chi si appassiona al vino, Barolo, uno pensa a un vino, una cantina, una vigna, il concetto di più cru all'interno di una cantina, al di là della vostra, ma esistono, questo concetto di vigna secondo te non è molto intuitivo, come lo spiegheresti con una metafora, diciamo il lavoro che fate voi a dare fiato a tutti questi vigneti diversi? Beh, una metafora potrebbe essere quella dell'andare dal generale al particolare. Questo ci aiuta tantissimo in questo lavoro il nostro vino bandiera, il Barolo 11 comuni. Vedete il rosone colorato rappresenta gli 11 comuni del Barolo. Questi sono i nostri gioielli, e i nostri gioielli che partendo dal particolare, dal generale, si avvicinano poi a fare una strada più dettagliata attraverso le grandi vigne. Qui abbiamo il Monvigliero rappresentato dalla macchia di colore del comune di Verduno, quindi questo è, penso, il più bel esempio per quanto ci riguarda di filosofia di andare verso, di avvicinare noi stessi e la nostra regione viticola al consumatore che tramite la cartografia, tramite il profilo dei villaggi riesce a piano piano a trarre curiosità e ad approfondire proprio questo discorso che ti facevo prima. Partire dal più leggero, fresco, delicato a quello più intenso, corposo, uno e uno. Certo, vabbè, non è così sera... semplificabile, però assolutamente, ma abbiamo cercato di aiutarvi, di aiutare tutti quanti questa sera, a parte i vini introduttivi che abbiamo, che sono anche importantissimi per noi perché rappresentano diciamo il lato B della grande zona dei rossi di Barolo, delle Langhe. Abbiamo due cru, il Monvigliero da suoli più giovani, da marne argillose, che esprime sicuramente sentori più delicati, molto raffinati, profumi intensi, ma una struttura slanciata molto intrigante, ad un vino di Monforte, il Bussia, il cru di riferimento di Monforte, dove invece emergono alla fine i classici sentori di Goudron, di cuoio, viola. Quelli ci fanno innamorare del Barolo. Ecco, a proposito di Barolo, quale di questi è adatto alla cucina romana e a quale piatto è la cucina romana? Oggi tu sarai qui da una settimana, avrai provato tutti i piatti romani, la paiata, la carbonara, la cacio e pepe, l'abbacchio, un abbinamento che ti fa impazzire. Guarda, noi siamo coraggiosi e amiamo in qualche modo permetterci l'abbinamento del Barolo anche con un piatto di pasta, e sicuramente una gricia fatta bene con il suo guanciale croccante e morbido insieme al Monvigliero. Questo lo direi veramente, anche un Monvigliero servito a una temperatura un pochino più fresca, intorno ai 16
gradi di servizio e una coda alla vaccinara con il nostro Barolo Bussia, magari già di qualche annetto di cantina. Direi perfetto, mi ha messo subito voglia. Grazie mille Gabriele. Grazie a voi.